Diciamo che il principio generale è che con questo nuovo anno dovremo garantire la separazione delle classi, evitare quanto più possibile che in tutti i movimenti durante la vita della scuola ci sia il distanziamento, e quindi questo ha creato non pochi problemi. Quindi suddividere i corridoi con le indicazioni del senso di marcia, e garantire che poi i momenti di uscita e di entrata siano per quanto possibile ordinati, e quindi torneremo anche nella scuola superiore con gli insegnanti che accompagnano all'esterno ogni singola classe, per rispettare anche i posti dedicati a ogni singola classe. Mensa e ricreazione sono anche questi dei momenti importanti nella vita della scuola, li abbiamo conosciuti tutti quanti e quindi abbiamo cercato in tutti i modi anche di preservarli, però chiaramente ogni classe avrà il suo posto all'esterno dedicato e contrassegnato con delle lettere, in maniera tale che i ragazzi possano rimanere separati per classe, ma anche che possono banalmente comprarsi la pizzetta e la brioche, e quindi con semplici meccanismi, quindi il rappresentante di classe, il vecchio capoclasse che porta al bar gli ordini per tutta la classe, e una semplice applicazione che poi avviserà i ragazzi quando sarà pronto il loro packet lunch, o per la coda alla mensa quando il gruppo che potrà accedere alla mensa, quindi scaglionati 30 alla volta, vedrà iniziare il suo turno, e quindi in questa maniera evitare le code, evitare anche quei momenti che insomma fanno parte della vita della scuola. In questo modo sono gestite, sono limitati gli assembramenti, e l'obiettivo poi è quello di poter fare scuola con i ragazzi, di poter stare con loro anche in serenità e anche in sicurezza.